Quello che piace fare a me con la donna in gravidanza è proprio la connessione, come dici tu, dei due corpi, no? Della mamma e del feto. Con lei ho capito come il sistema di una donna cambia nella gravidanza e nella fase, diciamo, non gravidica, che è una parte molto importante di aiuto in quei... Non sono 9 mesi perché io li tratto dal 4º mese in poi. È così difficile chiedere aiuto, ma un supporto anche come l'osteopatia può essere di fondamentale aiuto per arrivare anche al parto e non avere dei dolori e quant'altro. Quello che piace fare a me con la donna in gravidanza è proprio la connessione, come dici tu, dei due corpi, no? Della mamma e del feto. Perché purtroppo ci sono dei lavori o come delle libere professioniste nella quale lavorano fino all'ultimo giorno. La loro difficoltà è entrare in consapevolezza con anche il proprio bimbo. Soprattutto se si ha la prima gravidanza. Soprattutto se ha la prima gravidanza. Okay. Riporto proprio la connessione perché sentire il movimento, insomma, è una cosa anche molto bella. È rivoluzionaria. È rivoluzionaria. Non da poco. Esatto, esattamente. Bentornati a Campus Cast, oggi in compagnia di Valentina. Valentina Berton. Troverete tutte le indicazioni su chi è e cosa fa nello specifico, lo scopriremo anche durante questa puntata, nella nostra sinossi. Ricordatevi di cliccare sul bottoncino in basso a destra dove vedete una campanella, perché lì avrete la possibilità poi di seguirci, venire informati su tutto quello che sarà da ora in poi pubblicato sui canali di Campus Cast, in diretta da British School Bassano, il vostro podcast preferito. Se non lo è ancora, lo sarà sicuramente dopo questa puntata, con forti accenti veneti e alte proiezioni internazionali. In arrivo da Valdobbiadene, oh yes. Valentina Berton, di professione osteopata. Eccomi qua. Hai scoperto l'osteopatia come, o vediamo se l'osteopatia ha scoperto te? Bella domanda, in realtà è l'osteopatia che ha scoperto me, nel senso che io ho sempre voluto fare una professione con una relazione d'aiuto e diciamo che secondo me a 16 anni non sai ancora bene che cosa vuoi fare nella vita. Sì, no, a 16 anni sai come tornare a casa da scuola. Forse. Esatto, forse neanche, esattamente, per cui le mie idee in testa erano molte. Ho cominciato osteopatia un po' per gioco, perché in realtà io non avevo voglia di studiare, volevo proprio andare a lavorare, e in realtà poi ho studiato 8 anni. Esatto. Hai studiato come muovere le mani? Ho studiato come muovere le mani. Hai studiato come conoscere il corpo umano e hai studiato come farlo sentire meglio. Esatto. Fa sentire meglio anche te questo? Ad oggi sì, è stato difficile i primi anni di approccio con le persone, perché io sono una persona tanto sensibile, per cui sento tanto il trattamento con determinati tipi di persone. Invece ad oggi ti dico che sì, è una cosa che mi piace e mi fa stare bene, assolutamente. Tu probabilmente non l'hai nominata, ma intendevi un'empatia anche con quello che è esatto. Si può chiamare paziente? No, purtroppo ancora qui in Italia, non essendo riconosciuto prettamente come professione sanitaria, è un cliente per me. È un cliente, ok. E in quanto cliente, la qualità del servizio per quanto riguarda uno osteopata, in cosa si misura? Mi viene da dire nella felicità del cliente stesso, okay. Ecco. Probabilmente anche nella soddisfazione dell'osteopata in sé, ma come senti di aver fatto bene il tuo lavoro? Allora, ti rispondo così. Io noto che tante volte mi emoziono di più io all'efficacia del trattamento che il cliente stesso che lo riceve, perché ci sono delle volte in cui anche solo dopo una seduta la persona sta subito bene, rimango più affascinata io del cliente stesso. È come se il cliente sapesse, ok, io dopo questa volta sto bene, e per me invece sarebbe uno step, e per cui ci sono delle volte in cui mi emoziono di più io del cliente, insomma. Tu hai parlato molto interessante perché vai oltre le tue aspettative. Esatto. Il cliente in sé o paziente in sé appunto si aspetta di ricevere dei risultati, cose che magari in quanto tu professionista sai dire
con calma, un attimo, ognuno di noi è diverso, non è detto che il trattamento che ti faccio sia istantaneamente di risultato. Esatto. Ok, ma a quanto sembra anche essere umili porta a degli ottimi risultati. Interrompiamo momentaneamente il nostro podcast per ricordarvi che questo episodio vi è offerto da Alchimie Venete, una rete di professionisti che sviluppa progetti orientati alla valorizzazione del territorio, l'arte e le competenze locali. Alchimie Venete aiuta aziende, istituzioni e comunità a raccontarsi meglio attraverso la creazione e sviluppo di eventi, video e podcast legati alla memoria, la sostenibilità e l'identità culturale. Se anche tu credi che comunicare bene significhi costruire connessioni vere e lasciare un impatto duraturo, scopri il loro lavoro su alchimievenete.it. Alchimie Venete, cultura, territorio, visione. Vorrei fare un passo indietro. Noi siamo molto randomici quando si tratta di parlare delle vocazioni professionali, del sapere soprattutto, e in questo caso te lo chiedo, come hai capito, qual è stato l'indizio, qual è stato il trigger che proprio ti ha fatto intuire che la tua voglia di essere di aiuto agli altri, di servizio agli altri, si poi andasse a declinare in voglio fare l'osteopata? Ok, è una domanda molto bella, però richiede un po' di pensiero dietro, nel senso che... Ordiniamo un tè, un caffè? Esatto, sì, esatto. Facciamo, ripeto, per me è sempre stata la voglia di avere una professione con la relazione d'aiuto. Non avevo ancora ben capito come, nel senso che la relazione d'aiuto può essere lo psicologo piuttosto che il medico. Mi ha sempre affascinato quella professione un po' particolare, perché qui in Italia l'osteopata è visto un po' particolare, nel senso che non è il classico fisioterapista che tutti conoscono e tutti, se ho mal di schiena vado dal fisioterapista. In realtà la professione come la mia la devi conoscere, perché comunque lavoriamo su un campo a 360 gradi, per cui la cosa che mi ha spinto a me a diventare osteopata è uscire un po' come si dice? L'accademico? Sì, dall'accademico, dalla cosa, non so, finisco, vado direttamente a fare fisioterapia. In realtà ho avuto, diciamo, questa chiamata anche perché ho avuto dei parenti che sono stati male e sapevo che potevo aiutarli in un qualche modo, in un modo più con una medicina naturale, passiamo il termine, rispetto che a una medicina classica. Per cui non sono riuscita a curare questi pazienti, ad aiutare questi familiari, ma spero di riuscire, insomma, adesso. Da quanti anni pratichi? Pratico da 4 anni. Pratichi da 4 anni, quindi sei fresca dell'ambiente, fresca, e ti stai esatto. creando il tuo network di clienti, pazienti. Mi viene veramente difficile utilizzare l'uno o l'altro termine, soprattutto perché trattandosi di un qualcosa che fa stare bene da un punto di vista fisico, questa unitarietà di definizione appunto la trovo difficile da inquadrare. In altre circostanze, in altri momenti di recenti puntate, le abbiamo semplicemente definite, per quanto semplice possa essere come definizione, persone. Quanto la persona si interpreta e condiziona poi la modalità di intervento di un osteopata. Ma infatti durante lo studio... Quanto devi prepararti non soltanto su quella che potrebbe magari essere il malessere, la patologia, la situazione, la caviglia slogata, il mal di schiena, la cervicale, e quanto devi capire in maniera magari un po' più psicologica la persona che ti sta davanti e quello che ci sta soprattutto dentro in termini di, se vogliamo essere spirituali, anima, se vogliamo essere un po' più clinici, esatto. Il cervello, e di conseguenza riuscire a customizzare quello che è un servizio, un intervento, una manovra giusta. Allora, sicuramente l'esperienza, quello e te la stai facendo questa? Me la sto facendo, sì. Diciamo che il percorso di studio che ho fatto è stato più una crescita personale che professionale, perché... Molto interessante. Sì. Perché diciamo che i 5 anni di osteopatia, poi io sono una persona molto particolare, quindi prima di andare a scegliere quella scuola, eccetera,
c'è uno studio dietro, per cui diciamo che sono stata fortunata che in questi 5 anni di studio ho trovato dei professori molto preparati che mi hanno comunque condotto ad uno studio anche su me stessa, perché queste professioni sono d'aiuto, per cui se tu in primis non stai bene non puoi aiutare l'altra persona e se tu in primis non ti conosci non puoi entrare, come hai detto tu, in empatia con la persona che hai davanti. Siccome io tratto anche i neonati e le donne in gravidanza, non sono mamma, sono zia, per cui capisco un po' la parte di neonato, l'essere mamma non la capisco, però il fatto che l'esperienza mi porti a percepire uno stato emotivo, piuttosto che anche a livello del non verbale, no? Tante volte entrano e ti dicono io ho male qui, ma le persone non hanno una propriocezione così completa, per cui anche con un semplice tatto riesco a capire ma per caso hai anche male qui la spalla, e loro mi dicono di sì. E quindi l'esperienza, quell'occhio in più, quell'empatia in più, come hai saper individuare quello che magari è un qualcosa che ormai fa parte del loro essere, quindi esatto. Un dolore che ormai è presente e quindi con cui convivono, che invece magari è all'origine degli altri. Esatto. Sì, questo è un qualcosa di, mi viene da considerarlo quasi olistico. Sì, io sono molto più sull'olistica che... in realtà olistica significa 360 gradi, quindi io non ho un corpo nel mio lettino, la persona è fatta di corpo, mente e spirito, per cui c'è tutta la parte che hai detto anche tu prima della psicologia. Ricordiamoci sempre, e lo portiamo avanti come uno dei mantra di questo podcast, viviamo in un mondo fatto di relazioni, esatto. Non di individui. Esatto. Quindi il dolore magari che viene percepito o che viene comunicato è un qualcosa che è una somatizzazione spesso di qualcosa che arriva anche dall'esterno del corpo stesso. Possa esso essere magari un contesto ambientale come anche un contesto di forte stress derivante dalla famiglia, dall'ambiente di professione e tutto quello che ci va dietro. Assolutamente. Mi piace appunto pensare, hai citato questa cosa del momento della gravidanza, che è uno dei momenti più fondanti e anche più simbolici nella vita di ciascuno, perché arriviamo ognuno di noi da una di quelle, quindi dici di non essere mamma ma sei donna, e quindi quello che potrebbe essere una relazione e un'interazione con magari persone sotto la tua cura in un momento così fondante, così forte come il portare avanti una nuova vita, sicuramente generano visioni e necessità di adattamento, di interventi non da poco, perché stai trattando 2 vite in quel momento. Ti è mai successo? Di trattare... Sì. Donne in gravidanza. Sì, io sono... Come le hai approcciate? Allora, in realtà io ho cominciato ad innamorarmi delle donne in gravidanza perché... Tutte? Sì, tutte proprio. No, dai. La compagna di mio fratello è stata la prima esperienza che ho avuto di trattamento, dovevo ancora finire osteopatia, e con lei ho capito come il sistema di una donna cambia nella gravidanza e nella fase, diciamo, non gravidica. E diciamo che è una parte molto importante di aiuto in quei, non sono 9 mesi perché io li tratto dal 4º mese in poi, e come in realtà è così difficile chiedere aiuto, ma un supporto anche come l'osteopatia può essere di fondamentale aiuto per arrivare anche al parto e non avere dei dolori e quant'altro. In più, quello che piace fare a me con la donna in gravidanza è proprio la connessione, come dici tu, dei 2 corpi, no? Della mamma e del feto, perché purtroppo ci sono dei lavori o come delle libere professioniste nella quale lavorano fino all'ultimo giorno, per cui la loro difficoltà è entrare in consapevolezza con anche il proprio bimbo in grembo, per cui soprattutto se si ha la prima gravidanza, soprattutto immagino. se è la prima gravidanza. Okay.
riporto proprio la connessione, perché sentire il movimento, insomma, è una cosa anche molto bella. È rivoluzionaria. È rivoluzionaria. Non da poco. Esatto, esattamente. In quel caso appunto il tuo intervento sarebbe di esterno, ma loro stanno già avendo un certo massaggio da dentro, esatto. Che non è da poco, sì, anzi è infatti, la concezione della vita che cresce è dirompente. Esattamente. Mi viene da farti una domanda: si può essere osteopati di se stessi? Dipende, nel senso che, ti ripeto, come? Esatto. Non saprei come, nel senso che l'osteopatia per me è una forte esperienza e crescita personale, soprattutto. Però poi, come si dice, esca per va via con le scarpe rotte. Per cui ecco. Hai mal di schiena ogni tanto? Esatto, ecco. sì. Per dirla semplice. Esattamente, per cui purtroppo non è così semplice con se stessi. Oltre all'intervento, che sarebbe appunto quello del dire come posso manovrare il mio corpo con rudimenti di osteopatia, o come posso farmi suggerire da una professionista come intervenire sul mio corpo per farmi stare meglio, ecco. Così esiste anche una sorta di routine che tu potresti suggerire, previo ovviamente capire quali sono le situazioni, ma esiste un qualcosa che dici: guarda, questi esercizi, sappiatelo, indipendentemente da tutto, ti fanno avere una concezione più completa del tuo corpo e ti fanno, per esempio, individuare quelle che potrebbero essere delle anomalie. Sì. Questo torna molto utile a te, perché intanto chi segue questo genere di routine, chi segue questo genere di percezione e concezione del proprio corpo, ecco, ti facilita la vita. Nel senso, si riesce ad individuare quella che effettivamente è la criticità. Di contro, chi lo mette in pratica ha questo vantaggio del dire: beh, intanto imparo a conoscermi un po' meglio, non soltanto da un punto di vista psicologico, cosa che abbiamo affrontato in altre circostanze, ma anche da un punto di vista fisico, che dopo le due cose siano unite. Assolutamente unite. Lo consideriamo come scontato. Esatto. Okay. Allora, in realtà come percorso di osteopatia non siamo abilitati a poter dare esercizi, perché quello sarebbe più in campo fisioterapico. In realtà io... Ma best practices, per esempio? Esatto, e in realtà io sto diventando insegnante di yoga, per cui tutta la parte... In realtà non voglio diventare insegnante di yoga, ma voglio integrare quello che hai perfettamente detto tu, nel senso che ci sono delle routine in base allo stile di vita, in base alla persona, che si danno o alla mattina o alla sera, di modo di aumentare la percezione corporea o di fare in modo che riescono a mantenere il trattamento fatto anche a casa. Quindi sì, ci sono proprio... È un follow up di quello che è il tuo esatto. lettino. Esattamente. Ecco, molto bene. Perfetto. Tutto questo appunto è estremamente affascinante, perché si riesce ad affrontare quello che è un percorso. Sì, tu hai detto che in alcuni casi ti capita di avere a che fare con interventi one-off. La persona ti si presenta, fai quello che pensi possa essere il miglior intervento e esce già curato, ok? O esce che si sente meglio, ecco. E quindi il tuo aiutare l'altro si è completato. Magari ti senti un po' incompleta perché contavi di avere appunto anche un qualcosa in più. Esatto. E non soltanto da un punto di vista, come dire, boh, ti fatturo un'altra ora. Esatto, sì, no. Ma quanto di questa continuità di intervento, ok, senti che poi procede anche in te? Dipende dai casi. Questo dai casi. Sarebbe il minimo, perché trattandosi sì. appunto ognuno di una persona diversa, ognuno con un corpo diverso, ognuno con delle, come avevamo detto prima, dei background di esperienza quotidiana, di interventi per esempio nello sport. Immagino che diversi sportivi si rivolgano a te, ecco, e un corpo di un ciclista è completamente diverso da un corpo di un rugbista. Sì, e là cosa succede? Lì sicuramente i tempi di recupero sono diversi, per cui
Lì sta anche nella fiducia che riesco a creare con questa persona, ovviamente, quindi in base L'elemento fiducia a è molto interessante. sì. Loro sono letteralmente nelle tue mani. Esatto, sì. Esattamente. E con un qualcosa che mi viene da pensare, previo, non sono mai stato cliente di un osteopata. Ok. Sono mai stato cliente di un osteopata, ma quello che ho invece appunto avuto l'occasione e il piacere di avere una sessione di agopuntura. Ok. Già una cosa che non mi sarei mai aspettato e che invece ho scoperto e ho individuato essere come... È dura e stiracchiata chiamarla miracolosa, ma quasi. Okay. Assolutamente. Ma quasi. Ecco, ho visto però di contro in quel momento una tanta accademia e una parziale empatia in ciò che mi stava succedendo. Probabilmente perché già rodato, perché già appunto in capacità di dire buon, tu rientri nei miei standard di intervento, nonostante appunto sia stata fatta un'analisi come deve essere fatta della casistica specifica. Tu ti senti felice nel momento in cui chi è di fronte a te riscopre un'energia, riscopre una salute, riscopre una completezza di sé? E come lo porti avanti nel prossimo, che avrà una cosa completamente diversa? Questa è una bella domanda, perché in realtà mi faccio molto un'analisi mia, perché ci sono delle volte che dico, rimango, come ho detto prima, più affascinata io del cliente stesso, e quindi mi porto questa felicità, e poi mi succede un caso completamente diverso, completamente difficile, e mi si ribalta completamente tutto. E questo è un lavoro che sto facendo su di me, perché se vogliamo parlare di autostima, questa cosa qui, con questa persona mi si alza, poi mi arriva questo caso nella quale c'è bisogno di studio un po' più forte, un po' più esperto, più profondo. Magari mi ci vuole una volta in più rispetto ad un caso simile, e lì dico caspita, non riesco ad avere quella bilancia e magari vado giù per poi tornare su, però è una cosa un po'... Non so, io lavoro tanto su questa mia percezione. C'è un limite a questo punto di interventi quotidiani che ti servi per poter dire altrimenti io sì. Vale, Sì. Rischia troppo? Ecco. Io sì, perché ho già inizialmente, appena iniziato, dopo 1 anno e mezzo, stavo andando, chiamiamolo simil burnout, purtroppo sì, perché ero talmente dentro ogni trattamento che mi ha un po' spento come persona. Ok, sì. La domanda successiva l'hai citata prima in modo abbastanza riferimento dialettale, ma chi attacca i tacchi all'osteopata? Allora, anche lì io dico prendetevi cura di voi, e ad oggi sì, ma qualche anno fa no. Per cui appena, tra virgolette, l'ho provato sulla mia pelle, e lì almeno una volta al mese devo andare, anche a livello psicologico, perché comunque il corpo parla tante volte, soprattutto nelle donne in gravidanza, quando vai a rilasciare determinati tipi di tensioni, escono tantissime cose emotive. E per cui se non sei pronta a riceverle, ovviamente devi trovare la tua strategia. Come si diventa pronti? Purtroppo sempre... È una cosa che io ti chiedo appunto perché, così come ai nostri ospiti precedenti, così anche a te chiedo che talenti una ragazza, un ragazzo, una donna, un uomo, perché parliamo appunto di una professione che può essere intrapresa anche in età adulta, non necessariamente subito a ruota, o può esserci una percezione, dato che, come abbiamo ben constatato, è un qualcosa con forte carico emotivo, magari i giovani possono essere entusiasti di cosa gli si presenta davanti, ma non ancora pronti da un punto di vista di esperienze, plurale, e di capacità, diciamo, di
vivere e condividere la tensione che una professione di questo tipo può portare. Il carico emotivo, lo hai nominato in diverse occasioni, per una persona con non ancora una sufficiente esperienza e probabilmente con una neutralità di intervento sarebbe non pronta a ricevere questo carico. Oltre appunto all'esperienza, che abbiamo visto essere tale, oltre appunto a una ricerca di un equilibrio interiore che dopo deve essere anche trasmesso al cliente, paziente, persona. Ok. Cos'altro serve? Lì serve una buona conoscenza di sé, quello sì, perché ci sono delle cose che possono uscire durante i trattamenti che ti toccano di più, perché magari sono successe anche a te, e per cui lì se non hai diciamo risolto queste cose tue, lì ti arriva proprio come una badilata in faccia, ce lo dico proprio, sì, quello sì. E per cui io dico proprio il lavoro personale, la psicologia, la psicoterapia, la lettura dei libri. Per esempio a me ha aiutato tanto lo yoga, perché comunque ti riporta all'interno di te, soprattutto dopo una giornata nella quale arrivo anche a fare 10-12 persone, la cosa che mi aiuta di più a me è lo yoga, quello sì. Bene, sei felice? Però secondo me sì, assolutamente, ad oggi sì. Molto bene, sì. Mi fa molto piacere. Sento dell'ottima energia e questo è una cosa che condivido con alcuni dei miei ospiti, lo condivido anche con chi ci segue da casa, perché capire che un percorso che stai facendo, ovviamente sei osteopata professionista da 4 anni a questa parte, è ieri, se pensiamo praticamente nella mia professione è proprio ieri. È ieri, nel momento in cui appunto tu hai fatto delle scelte, hai detto bene, mi porto avanti e vedo di farlo per aiutare, ok? Quindi la tua vocazione, la tua chiamata è la stessa cosa. Assolutamente. La stessa cosa è quello di poter dire aiuto qualcuno. Come lo faccio? Analizzo quelle che sono appunto le mie capacità, i miei talenti e lo traduco in quella che è una professione e questa è tale. Si sente che lo stai facendo, hai fatto una bella scelta, perché a partire da un obiettivo, aiutare appunto, potevi aiutare la gente diventando, l'hai citato prima, un commercialista bravo. Assolutamente. Anche quello allevia le tensioni, lo abbiamo scoperto in una delle nostre puntate precedenti, anche quello allevia le tensioni. Posso confermare. Ecco. Così come potevi diventare magari, non so, un ippoterapeuta. Ecco, magari non lo so, sei allergica al crine di cavallo e quindi hai trovato qualche altra soluzione. Però una delle cose che insistiamo è pensate a come fare la scelta, ok? Come fare la scelta, noi lo instilliamo anche nei nostri studenti. Siamo una scuola di lingue, ma che lingua scelgo? Che destinazione di professione all'estero o in Italia che abbia bisogno di una lingua scelgo? Questo vuol dire tanto. Sono mai capitati? È una curiosità così. Stranieri? Stranieri. Oh yes. Sì, perché d'estate soprattutto, che vengono in vacanza e si fanno male e mi trovano e vengono. Mi è venuta una danese proprio 2 settimane fa. Per fortuna parlava italiano perché non capivo niente, insomma in un qualche modo, però sì. Conosciamo un'ottima scuola di lingua da suggerirci nel caso. Infatti ci stavo pensando appena l'hai detto. Ottimo, grazie per il tuo sorriso, grazie per la tua energia, grazie per quello che stai facendo. Se magari i tuoi clienti ancora non ti ringraziano abbastanza dell'aiuto che gli dai, lo facciamo noi. Tutte le informazioni relative a Valentina sono disponibili nella sinossi di questo video e dell'audio che troverete su Spotify. Ringraziamo Alchimie Venete e Kawabanga Production per l'assistenza tecnica alla produzione e alla messa in onda di questa puntata. Da Campus Cast, British School Bassano, il reminder è sempre lo stesso, cliccate sulla campanella in basso a destra per seguire queste e tante altre puntate in futuro. Avete una storia da raccontare? Avete una professione nuova oppure che state rinnovando? Scriveteci in DM, saremo molto felici di avervi come ospite in una delle nostre prossime puntate, qui dove Valentina al momento è seduta. Grazie veramente tanto. Grazie a voi. Ben fatta. Bello, grazie. Ottimo. Bello. Mi è piaciuta tanto, sì. Verrò a farti un giro anche da te. Sì, grazie.